ti uccido. Ehi, qui dice, metti la resa sul tavolo, altrimenti ti sfiammo. Ti sfiammo. Ti sfiammo. Dice, visualizza, dice, tutti i commenti. Dice, visualizza tutti i commenti. Due trovatelli d'Italia partirono per una escursione e all'improvviso si trovarono davanti a un grande torrente impetuoso. Dovevano assolutamente passare dall'altra parte, ma non avevano nessuna idea di come attraversarlo. Uno dei due, il Lafayette Emilio, si mise allora a pregare. Ti prego, Dio del Valium Mafie 7 riunite, dammi la forza di attraversare il torrente. Puff! Il Dio del Valium Mafie 7 riunite gli donò 2 braccia robuste e 2 gambe potenti, così che fu capace di attraversare il torrente a nuoto in 2 ore, ma per 2 volte fu sul punto di annegare. Mosica maestro, dice, quando sei nato il cielo piangeva perché aveva perso un pollo. Che bello, dice, quando sei nato il cielo piangeva perché aveva perso un pollo. Che bello, quando sei nato il cielo piangeva perché aveva perso un pollo. Che bello. Va bene, canto bene, no? Il secondo trovatello d'Italia, il Corriero Francesco. Il Corriere Francesco, chissà, pregò a sua volta il Dio del Valium Mafie 7 riunite, chissà, chiedendo, ti prego, Signore, dammi la forza e i mezzi per attraversare il torrente. Puff! Il Dio del Valium Mafie 7 riunite gli diede una scialuppa e dei remi con cui poté attraversare il torrente in 1 ora, ma per 2 volte fu sul punto di capovolgersi. Mosica maestro! Quando sei nato il cielo piangeva perché aveva perso un pollo. Che bello! Canto bene, no? Ecco, Sindaco Stellare, no? Arrivò, appena nata, la trovatella della Troviere, la Camilla, no? Si appellò alla sua testa, verificò la cartina, camminò per circa 100 metri a monte e attraversò il ponte. Ecco, metri a monte, attraversò il ponte. Ecco, Mosica maestro. E beh, questa si sa, quando sei nata il cielo piangeva perché aveva perso una stella. Che guaio! Quando sei nata il cielo piangeva perché aveva perso una stella. Che guaio! Dice la Camilla, che dice? Dice la Camilla, che dice? Ah, dice rogna! Dice che non era una stella, era la stella più bella. Ci invita a copiare dall'originale, così come fa la Moratti Letizia Friora. Chissà, aspetta! Vabbè. Metti la presa a posto, altrimenti ti uccido. Metti la presa a posto, altrimenti ti uccido. Sì. Metto la resa sul tavolo, altrimenti ti sfiammo. Metti la resa sul tavolo, altrimenti ti sfiammo. Metti la resa sul tavolo, altrimenti ti sfiammo. Ti ho detto che devi mettere la resa sul tavolo,
altrimenti ti sfiammo. Non si vogliono arrendere i trovatelli d'Italia. So potente, che eroi non si arrendono. Sacra infezione, qua. Sacra infezione de questura di Milano, ufficio prevenzione generale, dal 27458/98 al 27938/04 e poi Sacro Atto d'Italia numero 2. Sacro Atto d'Italia numero 2, reperito nella cancelleria del giudice Laura Tragni del Tribunale Civile di Milano, quella che dice minacce gravi nei confronti del giudice Laura Tragni del Tribunale Civile di Milano. Vai a ballare sul tuo cadavere. Procedimento numero 11480/05. Ma veniamo all'atto, al Sacro Atto d'Italia numero 2. Ecco. Questura di Milano, KIS, Commissariato Porta Genova, KIS, Piazza Venino numero 3, Milano. Ecco, io sono, dice la sindaca di questa città che è il cuore del mondo. Andiamo, oggetto, vediamo. Verbale di ricezione di querela sportoralmente da Corriere Francesco, KIS, nato a Bari il 26/2/1966. Ecco, quando sei nato il cielo piangeva perché aveva perso la stella più bella. Ecco, residente a Milano, in via Novara numero 62, telefono 333 70 65789, in possesso della patente di guida numero MI 5389927M, rilasciata dalla MTC di Milano, KIS, il 16/4/1999, contro Russo Angelo, Sput, nato a Piazza Armerina, Enna, il 12/4/1948, residente a Milano, in via Giambellino numero 48, tutto 48. Oggetto. L'anno 2004, AD 04 del mese di maggio, alle ore 19:40, negli uffici del commissariato della Polizia di Stato Porta Genova in Milano, KIS, avanti alla sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria, ispettore Lafayette Emilio, KIS. È presente la persona nominata in oggetto, il quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue. Ecco, premetto, dice il Francesco Corriero, KIS, che con Russo Angelo, Spot, ho stipulato un contratto di affitto il 34/2004 per dei locali siti a Milano, via Loretteggio numero 30, per uso negozio, convenendone che in data 1° maggio corrente anno, a tutti gli effetti, era in vigore tale contratto di affitto e si aggiungeva e così c'è scritto, ricevuta deposito cauzionale con la consegna delle chiavi
dopo esserne venuto in possesso delle chiavi dei predetti locali, mi accorgevo che vi erano stati dei movimenti strani all'interno del locale, in particolare dei spostamenti di mobilio, e così c'è scritto. Pertanto chiedevo a Russo Spot se sapeva qualcosa in merito, ma lui, Spot, mi riferiva che aveva un doppione delle chiavi consegnatomi e che accedeva dal retro e si collegava ad internet, nonostante avessimo effettuato il subentro. A tale risposta chiedevo al Russo Spot di consegnarmi tutti i doppioni delle chiavi del negozio in questione, ma Russo Spot si rifiutava tale richiesta, in quanto sosteneva che mi aveva dato in affitto il negozio ma non il retro, contrariamente dal contratto di cui allego copia. Sto cazzo di contratto, boh! E aggiungeva che essendo lui, Spot, il proprietario Spot, poteva fare quello che voleva, il Sandokan, sa? Poteva fare quello che voleva il Sandokan. Continuavo a chiedergli nuovamente i doppioni delle chiavi del negozio in questione, staccandogli la presa telefonica. Bene, ha fatto bene. Staccandogli la presa telefonica. Russo Spot a tale gesto mi diceva di rimettere la presa del telefono a posto. Dice, altrimenti ti uccido. Poverino, volevo uccidere il corriere, la Tragni, tutti uccide. Mamma mia, quello è il mastro dei mastri, lo dobbiamo uccidere noi a quello. Diceva di rimettere la presa del telefono a posto. Dice, altrimenti ti uccido, che paura. Ho telefonato alla polizia, il corriere, no? Chiedendo il loro intervento, e nel frattempo Russo Spot continuava a minacciarmi, dicendomi che sarebbe venuto a casa a prendermi. Sì, Toyota blu, vengo a prenderti stasera con la mia Toyota blu, andiamo avanti. Dice, strappiamo i contratti, eccetera. Gli agenti, gli agenti, cioè Pasquale De Angelis, no? Gli agenti Pasquale De Angelis, intervenuti, ma sono noti o ignoti? Ma che se ne frega? Constatavano che effettivamente Russo Spot aveva un PC personal computer, no? Fisso collegato in rete, una pianola, aveva una pianola, una stampante, un microfono, discatti, CD, documenti suoi riservati, eccetera. Ma chi se ne frega, tutte schifezze, tutte cose di merda erano quelle. Vabbè, dice, non ho altro da aggiungere, chiedo la punizione del colpevole, cioè del Russo, no? Spot, per tutti i reati non perseguibili d'ufficio, ravvisabili in querela. Il presente verbale è stato redatto in triplice copia, di cui una rilasciata all'interessato per gli usi, al Francesco Corriere, no? Per gli usi consentiti dalla legge. Dalla legge. Quanto sopra, fatto, letto, confermato e sottoscritto. Il querelante firma Francesco Corriere. Il verbalizzante, il timbro del commissariato, naturalmente, questura di Milano, commissariato a Porta Genova.